Se il 2024 è considerato come una delle migliori annate per quantità e qualità dell'olio ligure, lo stesso non si può dire per il 2025, anzi, per gli olivicoltori quest'anno si è rivelato uno dei peggiori dell'ultimo decennio. Al crollo della produzione di olio hanno concorso vari aspetti, dall'alternarsi di condizioni meteo sfavorevoli, passando per mosca olearia e altre criticità ormai radicate nel territorio. Un'annata orribile che però va archiviata velocemente. Per gli olivicoltori i mesi invernali sono fondamentali per preparare le piante alla prossima stagione. Ma adesso saranno i mesi della potatura, si avvicinano i mesi della potatura, soprattutto i mesi della consumazione, perché anche se le olive non hanno fatto frutto, però mangiano, e come noi se non andiamo in palestra, però comunque mangiamo uguale. Quindi cerchiamo di fare delle consumazioni alle piante in modo che siano pronte per la prossima stagione, perché la prossima stagione bisogna fare l'olio, bisogna fare olive e quindi è importante dare un po' da mangiare alle piante. In qualche modo uno si può dare il concime biologico, si può dare lo stalattico, si può dare il concime organico, quello che vuole, però dare un po' da mangiare alle olive. Con il nuovo anno partiranno anche le iniziative organizzate dalla cooperativa Olivicoltori Sestresi, un appuntamento che si rinnova ogni anno con un occhio alle nuove tecnologie. Noi faremo a febbraio, come sempre, i corsi di potatura che è aperto a tutti e poi stiamo partecipando a dei bandi per quanto riguarda i trattamenti che rientrano nel biologico, trattamenti anche con i droni quando sarà possibile, perché è ancora una cosa un po' distante. Però può darsi che prima o poi questa cosa qua attirerà anche dei giovani perché sarà più facile fare un trattamento, sarà meno invasivo, meno problematico. Un'olivicoltura più tecnologica ma anche con più connessioni sul territorio. Per il futuro l'obiettivo è valorizzare una pratica che non è solo produzione di olio ma anche tradizione e cultura. Portare i turisti a vedere il nostro territorio, a vedere dove si produce quel preciso prodotto, che sia olio, che sia vino e che sia, che ne so, nocciole, è importantissimo, importante far vedere il nostro territorio e farlo vedere soprattutto pulito, cosa che si sta perdendo parecchio nell'ordine e nella pulizia del nostro territorio e credete che è molto importante mantenere il territorio.